Buongiorno a tutti, puntualissimi, 11:45 di venerdì 1 maggio, 11:45 insomma è ormai il nostro orario consueto di inizio di questa edizione straordinaria di Focus TG. Vi accompagneremo intanto fino alle 12:30 quando inizierà l'incontro con il governatore Zaia, altro appuntamento quotidiano che è diventato molto importante anche perché insomma è un aggiornamento sia sulla situazione dell'emergenza, magari un po' meno emergenza negli ultimi giorni coronavirus, sia perché insomma si discute su quello che può essere lo scenario futuro. Spesso il governatore risponde anche a quesiti legati proprio alle famose giustificazioni, autocertificazioni, motivazioni per gli spostamenti, quindi qualche caso concreto che di solito è sempre molto utile per programmare le nostre giornate. E naturalmente insomma da qui fino alle 12:30 cerchiamo di andare un po' sul territorio e capire che cosa sta accadendo, tenendo conto anche del fatto che oggi è il 1 maggio e insomma da molte parti si levano gridi di allarme, di dolore da parte di commercianti, di lavoratori, insomma di persone che sono in difficoltà. Tutti comprendono ovviamente la difficoltà sanitaria, ma nello stesso tempo c'è anche una grande preoccupazione legata proprio al lavoro. Due magari manifestazioni su tutte, una in corso, credo ancora, tra poco andremo a sentire a Bassano in piazza Garibaldi da parte dei commercianti, anzi degli artigiani, scusate, una sorta di flash mob autorizzato dalla prefettura perché comunque a distanza di sicurezza da parte dei vari manifestanti. E poi un salto anche a Marostica dove c'è una sorta di opera d'arte che è stata allestita in piazza e che deve proprio richiamare l'attenzione sul commercio. Intanto da Roma arriva la notizia che c'è questa richiesta di far riaprire subito i 24.000 agriturismi italiani, spesso situati in zone isolate oppure strutture familiari con numero contenuto di posti letto e a tavola, quindi insomma con un rispetto implicito delle misure di sicurezza. La Coldiretti, in occasione della festa del lavoro, dunque chiede, nel rispetto delle norme di precauzione e di sicurezza, di riaprire subito i 24.000 agriturismi italiani, danni per €500 miliardi, è la, come si può dire, è la denuncia, l'allarme lanciato appunto da Coldiretti. E c'è anche una dichiarazione del Premier Conte: non farò finta di non sentire i vostri consigli, le vostre sollecitazioni, la vostra rabbia, la vostra angoscia. Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento, sono piuttosto il vento che spinge più forte l'azione del governo. Credo che sia l'unico modo per onorare, celebrare questo 1 maggio, ha scritto sulla sua pagina Facebook il Premier Giuseppe Conte. Quindi un 1 maggio insomma all'insegna di tante riflessioni che vengono fatte. Proviamo ora ad andare in piazza Garibaldi a Bassano, dove c'è per noi Gabriella Basso, vediamo se riusciamo a vederla. Eccola qui. Ciao Gabriella, buongiorno, ci senti? E noi sentiamo te, quindi Sì, credo... ti Sì, sento basso, molto ma ti bene. sento, aspetta. Allora ci siamo. Sei con la mascherina perché sei all'esterno per proteggere te e gli altri, quindi giustamente misure di sicurezza da adottare. Chi sono quelle persone che vediamo dietro di te, Gabriella? Qui siamo in Piazza delle Libertà a Bassano per il flash mob di artigiani, commercianti, quegli artigiani e quei commercianti che non apriranno il 4 di maggio, ma apriranno, se tutto va bene, il 18 di maggio alcuni e tanti il 1 di giugno. 1 di giugno perché il nuovo del decreto del DPCM del governo ha stabilito appunto questa apertura a fasce. Commercianti che sono ovviamente arrabbiati, frustrati perché queste aperture dilazionate impediscono loro di lavorare. Oggi festa del 1 maggio è la festa del non lavoro, il lavoro che rischia di non esserci più. Abbiamo sentito tantissimi commercianti che appunto sono disperati, alcuni dicono rischiamo di non riaprire più, alcuni addirittura avevo perso tutta la stagione, rischiamo di riaprire nel 2022. Una situazione appunto difficile, qui sono in molti, circa un centinaio, flash mob qui a Bassano che poi si ripeterà anche a Vicenza a Campomarzo. E prova un po' a girare su te stessa, Gabriella, così vediamo ancora meglio le persone che ci sono. Ecco, grazie. Insomma. Provo a scendere, vediamo se No, ma si vede bene, si vede bene. meglio la situazione.
sta avvicinando alla piazza, in modo che possiate vedere. Ecco, possiamo dire anche un'altra cosa importante, sì, che nonostante diciamo così, il divieto o il caldeggiato divieto del prefetto di non fare flash mob, di non manifestare, altrimenti c'era il rischio di sanzioni, di fatto abbiamo visto passare le auto della polizia, dei carabinieri, ma non c'è stata nessuna azione né da parte di nessuna forza dell'ordine, neanche della polizia locale, insomma. Quindi visto che tutti quanti mantengono le distanze e sono dotati di mascherine, di fatto diciamo che forse si è scelta la linea più leggera anche da parte dell'autorità governativa, quindi del prefetto. Cosa chiedono in particolare? Perché la denuncia l'abbiamo capita, c'è la preoccupazione, ma c'è un rimedio immediato che suggeriscono, che potrebbe esserci? La cosa che chiedono è di riaprire i 4 tutti quanti, al massimo l'11, se non proprio il 18, e chiedono, se non fosse possibile, di aprire, che comunque quelli che sono le agevolazioni che il governo dovrebbe dare, i 600 euro piuttosto che i 25.000 euro, arrivino subito, arrivino presto, perché non ce la fanno più. Cioè, hai sentito anche che tipologie, ecco, di lavoro sono rappresentate in piazza? In piazza ci sono soprattutto barbieri, estetisti, bar, ristoranti, catering, tatuatori anche, che fanno parte sempre del mondo dell'estetica, cioè tutti quelli che effettivamente saranno costretti, secondo il DPCM, ad aprire appunto il 1° giugno. Certo. C'è anche tanta gente che magari per solidarietà è scesa in piazza per solidarizzare appunto con i commercianti di Bassano, anche perché diciamo che come ha detto anche lo stesso sindaco, rischia un po' di morire quella che è l'economia della cittadina. C'è stato una sorta di portavoce, qualcuno che ha fatto un discorso a nome di tutti, o no? Non è possibile, No, ovviamente, questo. no, qui a Bassano si sono ritrovati un po' tutti alla spicciolata, Sì. sono arrivati in piazza, sono qui che presenziano, sono qui che sono fermi in realtà, parlano tra di loro, è come un riappropriarsi della piazza come una giornata normale, una giornata di festa normale. Ecco, adesso si Ma è un non c'è po'... niente di normale, visto che il 1° maggio certo. il lavoro non c'è. Certo, è vero. L'immagine si è bloccata, Gabriella, però abbiamo sentito bene la tua voce e direi allora a questo punto ci possiamo anche salutare. Ti ringrazio molto, ci vediamo più tardi in redazione, buon lavoro, ovviamente Grazie Gabriella. grazie a voi, buon lavoro. Grazie Gabriella. Ovviamente Gabriella ora si muoverà ancora, cercherà di raccogliere naturalmente altre testimonianze, altre informazioni. Tra l'altro, proprio su questa questione degli artigiani, dei commercianti, c'è un'altra dichiarazione che arriva dal Premier Conte proprio in questi minuti e dice: sono sicuro che con il rispetto delle regole adottate in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio e attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca. Se abbassiamo il rischio di contrarre il virus e rispettiamo i protocolli di sicurezza, tanti clienti torneranno a tagliarsi i capelli senza essere bloccati dalla paura. Questo è un messaggio del Premier Conte su Facebook ed è una risposta ad un barbiere, cioè proprio ad un grido d'allarme lanciato da un barbiere in occasione del 1° maggio. Conte risponde in questo modo, cioè se la curva cala in alcuni territori si potrà aprire prima, quindi anche questo sicuramente un segnale, insomma, che è un po' una risposta anche a queste varie manifestazioni, perché non solo a Bassano, anche in altre città si stanno ripetendo in queste ore del 1° maggio. Andiamo a vedere un servizio, adesso lo colleghiamo a questo argomento perché viene dalla Bassa Padovana, da Carceri, dove c'è proprio un rappresentante della categoria dei parrucchieri che insomma si lamenta e lancia a sua volta il grido di dolore. Io sono pronta a ripartire, in quanto ho già attrezzato il centro estetico con tutti i dispositivi di sicurezza, mascherine in plexiglass, mascherine chirurgiche, camici monouso, calzari, guanti e disinfettanti. Oltretutto il centro estetico verrà sempre sanificato in quanto, grazie al sindaco Tiberio Businaro, abbiamo a disposizione gratuitamente macchinari all'ozono. Era tutto pronto per ripartire, un investimento in dispositivi, ulteriori costi, ma fatti nell'ottica di una ripartenza in sicurezza, e invece anche questa titolare di un salone di estetica di Carceri ha dovuto fare i conti con le chiusure stabilite dal governo.
Chiediamo solo e chiedo solo sinceramente di ripartire, di poter iniziare a lavorare, perché non so se tra un mese potrò ripartire. Anche il sindaco del piccolo comune della Bassa ha espresso solidarietà ai commercianti e imprenditori lanciando un appello al governo. Abbiamo due nemici da sconfiggere, il virus e la distruzione della nostra economia. Entrambi fanno paura. Sia pensare di trovarsi infettati in un letto di ospedale, ma anche il pensiero che ormai è già realtà per molti italiani di non avere più soldi per vivere. Comprendo la responsabilità di chi decide. È sicuramente una situazione di difficile gestione e di incerte prospettive. Tuttavia bisogna avere la forza e il coraggio di individuare una strada che tuteli le varie categorie sociali. Eccoci tornati, avete sentito, insomma è proprio una categoria in difficoltà questa, una categoria che chiede aiuto, un grido di dolore forte e come dicevo lo stesso Premier Conte ha risposto ad un barbiere dicendo che se le curve dei contagi calano in alcuni territori si potrà riaprire prima, quindi c'è comunque la possibilità diciamo di andare a più velocità anche nella riapertura. Questo potrebbe essere uno dei temi che si affronterà fra circa una mezz'ora con il governatore Luca Zaia dalla sede regionale della Protezione Civile. È un collegamento in diretta che tutti i giorni abbiamo con lui e quindi certamente anche oggi ci sarà la possibilità di sentire aggiornamenti, ma anche insomma le prospettive future, magari se in Veneto ci può essere qualche diciamo caratteristica o qualche peculiarità diversa rispetto alle altre regioni, ce lo faremo dire più tardi da Zaia. Ci sono commenti politici insomma anche su tutto quello che sta accadendo. Un commento arriva dal leader della Lega Matteo Salvini che ha detto: sono d'accordo con l'apertura delle attività in regioni come la Calabria. Sapete che c'è stata insomma polemica nelle ultime ore, la Calabria è accusata dal governo di andare ad una velocità diversa senza averlo concordato con il governo, l'apertura dei tavoli all'aperto per i bar, cioè il poter utilizzare i tavoli all'aperto, mentre il governo non è d'accordo. C'è da dire che però molti esercenti in Calabria non hanno ancora recepito e hanno già dichiarato di non voler applicare la norma del governatore della Calabria e Salvini ha detto: sono d'accordo perché l'Italia ha dati diversi, se in Calabria il contagio è sostanzialmente bloccato, con prudenza e intelligenza 2 persone a 2 metri di distanza con la mascherina possono bere un caffè al bar, non vedo il problema, ha detto appunto Salvini, così si tutelano le attività e si evita il rischio che un barista fallisca o peggio chieda alla malavita i soldi, malavita che in certi casi può essere anche più veloce dello Stato. Sempre Salvini ha detto anche: ieri il governo ha prodotto la 6ª autocertificazione, togliamo le autocertificazioni. Questa è la proposta di Salvini. Gli italiani hanno dimostrato che nella stragrande maggioranza rispettano e hanno buon senso, basta riempirli di moduli e modulini. È ancora Salvini che insomma conferma la sua idea di togliere le autocertificazioni almeno per il momento. Intanto prosegue ovviamente l'attività e noi la sosteniamo di raccolta fondi per aiutare gli ospedali, in particolare l'ospedale San Bassiano, ormai insomma cifre davvero altissime raggiunte grazie a voi. Vi ricordiamo con l'associazione Helios Onlus quali sono le coordinate per aiutare ad acquistare materiale per gli ospedali. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme.
Sono le 12, venerdì 1 maggio, alle 12:30 l'incontro con il governatore Zaia, la diretta con lui. Siamo stati a Bassano per vedere il flash mob, vedere attraverso gli occhi di Gabriella Basso, che ci ha mostrato le immagini della piazza di Bassano, dove appunto si sono riuniti un centinaio di artigiani, commercianti, ristoratori per una protesta silenziosa e insomma però civile ma molto forte per quello che potrebbe essere lo scenario futuro. Stasera nei telegiornali naturalmente l'approfondimento di quello che di questo avvenimento che ha seguito Gabriella. Tra poco andremo a Marostica, perché anche lì c'è stata ed è in corso una manifestazione silenziosa ma molto significativa, e il 1 maggio ovviamente è il giorno più adatto per fortuna o purtroppo per questi gridi, per queste grida di dolore dei commercianti. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo e andiamo a Marostica. Bentornati, 12:06 minuti, come al solito siamo in attesa poi di collegarci alle 12:30, ma andremo a Marghera un po' prima per collegarci con la sede regionale della Protezione Civile, dove ovviamente ci si prepara alla diretta quotidiana con il governatore Zaia. Però vi avevo promesso che andavamo a Marostica. Allora siamo stati a Bassano per vedere in piazza e sentire che cosa stava accadendo riguardo a questa sorta di flash mob degli artigiani, dei commercianti. Però adesso andiamo anche a Marostica, perché anche lì c'è in corso tuttora un'iniziativa, poi stasera vi racconteremo e vi faremo vedere le immagini nel TG, ma intanto insomma un'anticipazione la chiediamo alla Presidente dei commercianti di Marostica, Marisa Lunardon, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a Eccoci, tutti. buongiorno. Dicevo che insomma, adesso le chiedo nello specifico un po' qual è la vostra situazione, tanto per descrivere, anche se insomma solo al telefono, cosa sta accadendo in piazza Marostica, a parte che abbiamo anche qualche immagine che ora vi faremo vedere. Dicevo, insomma, c'è un'opera in pratica che è lì di Marco Chiurato, ci racconta cos'è proprio in 2 parole, poi sentiremo anche l'artista Certo. direttamente. Allora, intanto è stata potuta fare con l'autorizzazione dell'amministrazione comunale, che Brava, ringraziamo, giusto, però ecco. abbiamo affidato la nostra protesta proprio a questa installazione di Marco Chiurato dal titolo In silenzio, e in un silenzio assordante stiamo appunto gridando la nostra disperazione attraverso un buco nero circondato da una gabbia, dove emerge in un turnover praticamente di un avvicendamento di commercianti, un attonito, uno di noi diciamo, in cerca di una via d'uscita. Ecco, sullo sfondo, come avrete potuto vedere, c'è con una bandiera completamente trasparente per indicare un'Italia che non esiste, diciamo. Quella dei tanti commercianti e di tante altre attività costrette ancora dopo 2 mesi a tenere le serrande abbassate. Certo. Purtroppo il momento, se mi permettete, è davvero drammatico per il nostro comparto del commercio, del turismo e dei servizi, e io credo veramente che, come aveva ipotizzato qualcuno tempo fa, l'emergenza economica e sociale credo sia ancora più grave, sarà ancora più grave di quella sanitaria. Senta Marisa, è peggiore il momento attuale o il futuro? Perché anche questo c'è da chiedersi. Allora, secondo me il futuro sarà purtroppo non roseo. A mio modo di vedere il Premier Conte, appunto coadiuvato chiaramente dalle sue task force, non si è reso conto, fra l'altro, della discriminazione insostenibile che ha profuso nei settori, appunto del commercio, del turismo e dei servizi. Fra l'altro io mi chiedo, non voglio entrare in merito perché è stata l'autorità sanitaria chiaramente che ha deciso di porre questi veti, però chiedo, siamo noi gli untori, potremmo essere solo noi gli untori visto che tante altre attività sono aperte? Credo che abbiamo fatto vedere e abbiamo dimostrato di essere responsabili, ci atterremo assolutamente, rigorosamente ai protocolli, con riaperture in sicurezza, per tutelare noi, i nostri dipendenti e i nostri clienti. Per esempio, ci fa qualche esempio di
Ci fa qualche esempio proprio di Ma guardi, i negozi provvedimenti sono stati completamente sanificati Sì, e per le parti, se adesso stiamo aspettando chiaramente i protocolli, sì, perché attraverso solo i protocolli sapremo esattamente anche la sanificazione cosa vorrà sì, dire, perché tanti parlano di ozono, però non si sa ancora, quindi noi rispettosamente aspetteremo sì, un provvedimento loro, insomma. Sta di fatto che abbiamo bruciato una stagione produttiva di lavoro, di vendita e un mancato guadagno che non lo coprirà assolutamente nessuno. Quindi la ripartenza, capisce anche lei che sarà sì. veramente un grosso punto di domanda. A Marostica Non vorrei... di che prego. numeri parliamo a Marostica? Quante sono le imprese, le figure, insomma, Beh, le famiglie, ecco, sì. interessate? A livello di in centro storico siamo un'ottantina di commercianti, poi ovviamente c'è tutto l'Interland, Sì, c'è tutto il mandamento, ma praticamente è una cosa diffusissima, cioè nel senso certo, che ormai c'è un malessere veramente diffuso e secondo me il prolungarsi di questo lockdown rischia di essere veramente una propria e vera Caporetto, perché rischiamo di perdere non solo posti di lavoro e di reddito, ma anche la chiusura di tante attività che praticamente sono il cuore pulsante della nostra città. È quello purtroppo il problema. secondo Non lei, so se insomma, ce la faremo. in queste settimane, in queste prossime, io direi la prossima settimana è quella decisiva, insomma, immagino siate d'accordo Allora anche io voi. spero che il governatore Zaia, che la pressione di tutte le associazioni, compresa l'ASCOM, l'associazione appunto della nostra Confcommercio, riescano veramente a dare un segnale forte e chiaro e ci facciano riaprire. Ecco, io credo sia... Noi chiediamo solo di riaprire i negozi, basta. E dai cittadini che segnali avete, insomma, solidarietà, Ma di che cosa? grande vicinanza, posso dire, di grande Certo, vicinanza. Mai come adesso, veramente, stamattina io ho ricevuto tantissime telefonate e ringrazio tutti perché secondo me l'installazione di Marco è stata molto impattante, anche perché essendo in silenzio, diciamo, è un silenzio assordante e quindi credo riesca ad avere ancora più, attecchisce ancora di più al cuore della gente. In fin dei conti i cittadini di Marostica sono la nostra famiglia, cioè noi viviamo con loro, è il tessuto economico e sociale, è il nostro, certo, quindi li ringrazio veramente di cuore. certo. E immagino sia un 1° maggio, insomma, decisamente diverso dai precedenti, anche per voi. Purtroppo noi il 1° maggio di solito avevamo la festa della mortadella dove era una festa all'insegna veramente della gioia, dell'allegria, della condivisione, dell'appartenenza e purtroppo, perché l'abbiamo sempre fra l'altro promossa noi, quest'anno purtroppo va così. Io spero nei prossimi giorni possa esserci veramente un cambiamento repentino e si possa riaprire. Grazie mille, grazie di questa testimonianza. Grazie a lei, E grazie allora a voi in bocca al grazie a lupo. tutti. Grazie a Marisa Lunardon, Grazie Presidente dei molte. commercianti di Marostica. Buona giornata e naturalmente poi stasera ci torneremo su questo argomento, insomma andremo più a fondo, ecco, diciamo così, in attesa ai commercianti di questi protocolli, cioè quali sono le richieste che il governo farà per poter riaprire in sicurezza, ma prima possibile, ecco, questo è ciò che chiedono i commercianti a gran voce. Il mondo del lavoro è messo a dura prova, lo dice anche il Premier Conte, tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio. Molti hanno lavorato per assicurare assistenza, beni essenziali, eccetera, ma adesso c'è la prossima fase che è quella importante. Oltre 4 milioni torneranno a lavorare lunedì grazie ai primi risultati delle misure di contenimento, però insomma, abbiamo appena sentito che non basta, sono altri milioni quelli che aspettano di poter ripartire. Rigidi i protocolli di sicurezza, ancora aggiunge Conte, su cui saremo intransigenti, questo per carità è giusto che sia così, ci mancherebbe altro, però insomma bisogna capire se basterà. Fra poco andremo a Marghera, ancora non c'è il collegamento, ma sicuramente a Marghera si sta già approntando
tutto quello che riguarda la parte tecnica, quindi microfoni eccetera, come vediamo siamo abituati a vedere anche il dietro le quinte ormai in questi giorni. Siamo anche in attesa di collegarci con Filippo Fois, che è già lì per noi, il collega della redazione di Venezia, che seguirà per noi la diretta del governatore Zaia. Andiamo intanto, allora, molto velocemente, vorrei farvi vedere però un altro servizio che riguarda proprio gli ospedali, la fase 2 degli ospedali, e che arriva da Vicenza, un servizio di Gabriella Basso. Ospedali, scatta la fase 2 verso un graduale ritorno alla normale attività. 2 le parole d'ordine per l'ospedale San Bortolo di Vicenza: sicurezza e gradualità. Anche se si riprendono attività chirurgiche, prestazioni specialistiche e ambulatoriali, non sarà tutto e subito e non sarà come prima. Vengono creati progressivamente dei varchi per il controllo della temperatura, per la corretta gestione di una mascherina o dell'igiene delle mani, e il paziente potrà accedere all'ospedale solo se effettivamente ha un motivo per accedere, quindi una prenotazione. Insomma, in ospedale si dovrà andare solo se necessario attraverso prenotazione, anche per i prelievi, dove peraltro esiste il servizio zero code. Proprio per contingentare gli accessi, dall'11 maggio l'USL 8 introdurrà anche dei tornelli elettronici. Il tornello, o comunque l'ingresso fra virgolette intelligente, ci permette di misurare la temperatura e contingentare il numero di accessi, per esempio in ambienti che non possono contenere più di tante persone. Per chi conosce Vicenza, un esempio che viene facile è lato San Bortolo, che è un ambiente abbastanza piccolo, non ci si potrà più trovare dentro in 50 persone. Tornelli anche all'ospedale di Montecchio e Arzignano. Le visite programmate, 10.000 quelle accumulate e sospese causa Covid, saranno riprogrammate, ma è indubbio che le liste d'attesa si allungheranno. Si apre intanto con orari pre-Covid, qualche giorno di ferie per far tirare il fiato ad infermieri ed OSS, 250 quelli impiegati in emergenza Covid, ma l'attività non si ferma, sarà solo riorganizzata come gli stessi spazi, con un nuovo front office, sala d'attesa per il distanziamento sociale e l'invito ad andare in ospedale solo se strettamente necessario. È una fase 2 quella degli ospedali che inizierà lunedì, ma per tutti gli ospedali del Veneto. Adesso abbiamo visto da Gabriella quello che dovrebbe accadere a Vicenza, ma in realtà insomma anche nelle altre sedi, quindi negli altri ospedali veneti, ci sarà un protocollo, la situazione sarà tra virgolette simile, quindi entrate e uscite contingentate ma anche separate, e andrà in ospedale chi davvero ha necessità, quindi non è che si va in ospedale accompagnati da amici e parenti per una visita eccetera, cioè ci andrà solo chi è atteso. Si avvicinano le 12:30, allora un po' per capire che aria tira lo chiedo direttamente a Filippo Fois, che è a Marghera, alla sede regionale della Protezione Civile. Buongiorno Filippo, ciao. Buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Buongiorno, oggi ci sei tu. 1° maggio, che cosa c'è già qualche anticipazione, insomma, che aria tira, di cosa potrebbe parlare secondo voi il governatore? Di ospedali, di curve, di regioni che partono prima rispetto ad altre, oppure magari sarà un punto della situazione, insomma, con tante domande, perché ogni giorno le domande da parte nostra, noi giornalisti in realtà cerchiamo di fare domande che sono quelle dei cittadini, ecco, in realtà non è che ce le inventiamo perché siano complicate, dovrebbero essere anzi domande molto semplici e pratiche. Che aria tira? Ma io credo che tutte le anticipazioni ancora non ce ne sono, sì, ma un po' tutte le questioni che tu hai in questo momento enumerato sono quelle che saranno sul tavolo, perché è una regione che sta per riaprire, possiamo usare questo termine, sì, un po' prosaico, lunedì. Quindi sono tantissime le cose che devono essere riorganizzate secondo le nuove modalità della fase 2, ricordiamo la fase di convivenza col virus, certo. A partire da lunedì mattina, quando circa 1.200.000 veneti torneranno sul posto di lavoro. Per cui si apre quella partita di cui si è discusso abbondantemente durante i punti stampa del Presidente Zaia, delle condizioni di lavoro che devono essere naturalmente in sicurezza, e anche di quelle dei trasporti pubblici che dovranno portare tutti questi lavoratori al posto di lavoro, ovviamente in sicurezza. Per cui diciamo che già da questo punto di vista ce ne sarà parecchio da dire. Zaia l'ha ribadito anche ieri, il Veneto è pronto a riaprire in sicurezza, tant'è vero che
voi lo sapete, c'è il problema di chi non può ancora aprire. Ci sono diverse scadenze che sono state indicate dal governo, una è quella del 18 maggio, un'altra addirittura del 1 giugno, però si è aperta anche una fase in cui, a seconda di quella che sarà la curva dei contagi, alcune regioni potranno muoversi autonomamente, e quindi rispetto ad altre zone d'Italia in cui la curva dei contagi desta ancora preoccupazione, potranno parzialmente riaprire altre attività che in altre Sì, aree della nazione apriranno più tardi. Sì, questo è un tema veramente, credo sia il tema principale, centrale di queste ore. E l'ultima cosa, poi ti lascio, immagino insomma che intanto sia in preparazione tutta la parte tecnica, microfoni e così via, che è consueta in questi giorni. Ti chiedo, abbiamo avuto, almeno l'ho avuta io, ma penso sia comune, l'impressione che Zaia sottolinei spesso questo rapporto con gli altri governatori, cioè ogni giorno mi pare, insomma, nell'ultimo periodo ci sono queste riunioni fiume tra i governatori italiani, quindi delle varie regioni, e quindi l'idea è quella che cerchino comunque di avere una linea comune, anche se poi c'è qualche fuga in avanti qui e lì. C'è qualche fuga in avanti. Sì, tipo la Calabria, insomma, inutile nasconderlo, è stato un po' il tema delle polemiche. Devo ammettere che stavo pensando anch'io alla Calabria, perché qualcuno ha pensato che fosse il Veneto per l'ultima ordinanza regionale. No, il Veneto ha fatto tutte le cose in regola, esattamente come secondo quelle che sono le sue possibilità. Però Zaia ci sembra di capire che invece comunque è in contatto con tutti gli altri presidenti di regione, ma nel tentativo di andare insieme. Non è che è lui che vuole intraprendere una strada diversa, anzi, cioè, ci dice sempre: sono in collegamento costante, abbiamo riunioni tutti i giorni con gli altri presidenti eccetera, e quindi penso sia il primo a dire facciamo le cose insieme al governo. Non mi sembra che ci sia la volontà di andarsene da un'altra parte. No, anch'io ho avuto questa impressione, stando qui, che ci sia un clima di grande collaborazione, al di là di quelle che poi possono essere le polemiche di cui ogni tanto si sente qualche eco arrivare da Roma, però il clima è di collaborazione sia tra presidenti delle regioni sia tra regioni e governo. Non a caso lo stesso Zaia durante questi incontri ha suggerito alcuni dei provvedimenti adottati in Veneto anche a livello nazionale, sono comunque stati presi in considerazione. Grazie Filippo, ci sono ospiti, no? Ci si aspetta solo Zaia e gli assessori, non altri ospiti esterni oggi? Ma a meno che non ci siano sorprese, no. Vabbè. Però al momento non è ancora arrivato nessuno. Vabbè, abbiamo creato abbastanza suspense, direi, per cui possiamo salutarci. Può succedere di tutto nei prossimi 10 minuti. Grazie. A presto allora. Grazie Filippo, buon lavoro naturalmente. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo perché dopo mancheranno pochi minuti. In diretta, Focus TG, 12:27, in attesa di collegarci con la sede della Protezione Civile, la sede regionale che è a Marghera, ed è lì che Zaia tutti i giorni fa il punto della situazione. Eccola qui, grazie alla regia, vediamo proprio la sala da cui arriveranno tra poco le immagini, quelle diciamo con Zaia, quindi l'inizio della diretta. Dall'altra parte del tavolo, quindi nella parte bassa del teleschermo, invece ci sono i giornalisti, gli operatori, insomma a distanza di sicurezza. Vedete gli ultimi aggiustamenti proprio ai microfoni, alle postazioni, perfetto, per capire quanti sono tra l'altro i giornalisti presenti, quante gli operatori, le televisioni insomma presenti, oltre ai colleghi della carta stampata, perché ci sono anche i giornali e le agenzie, più tutti coloro che le domande le fanno da remoto, quindi senza essere presenti fisicamente, ma c'è un sistema per cui il portavoce di Luca Zaia, che si era intravisto per un attimo sulla destra, è quello lì, vedete solo un braccio che è seduto, Carlo Parmegiani, raccoglie invece le domande che arrivano da lontano, dalle agenzie o dai quotidiani, e poi sentite durante la conferenza la sua voce che quando finiscono le domande dei giornalisti presenti in studio parte con le domande che invece arrivano dalle agenzie o appunto dalla carta stampata, ma da remoto. Ecco, questa è un po' la struttura che avete visto anche voi in questi giorni, funziona più o meno così, oltre al fatto che insomma di solito il governatore è davvero molto puntuale, a meno che non ci siano
altre videoconferenze in corso, collegamenti che in questi giorni abbiamo visto davvero si stanno susseguendo a gran ritmo con gli altri presidenti di regione o con il governo. Ci sono anche riunioni tecniche nelle quali si discute dei protocolli sanitari di sicurezza per il futuro, tutte riunioni alle quali in effetti partecipa spesso anche lo stesso governatore, anche se sono riunioni tecniche, oltre alla presenza, mi pare si chiami Chiara, della traduttrice per i sordi, per i non udenti. C'è la possibilità appunto di avere il linguaggio dei gesti e quindi la possibilità di seguire quello che dice Zaia. Sono arrivate anche delle dichiarazioni, diciamo così, abbastanza improntate al futuro da parte del Premier Conte. È il 1° maggio, non dimentichiamolo, e quindi il lavoro al centro dell'attenzione, immagino che sarà al centro anche dell'incontro con Zaia. Conte ha detto che non ignora la rabbia, l'angoscia, insomma le preoccupazioni dei lavoratori, non cadono nel vuoto, non sono parole al vento, sono piuttosto uno stimolo in pratica per spingere ancora più forte l'azione del governo, proprio per onorare il 1° maggio. Questo l'ha detto il Premier Conte, quindi certamente nelle intenzioni c'è anche quella di voler sostenere, aiutare e lavorare per chi è ancora a casa e per chi probabilmente il 4, cioè lunedì prossimo, non potrà ancora iniziare a lavorare, perché alcune categorie hanno un inizio previsto posticipato all'11, al 18, insomma adesso ci sarà da definire proprio questo aspetto, anche se lo stesso Conte ha detto che se continuerà, diciamo, la curva della malattia del coronavirus ad essere diversa, cioè non uguale per tutte le regioni, ci può essere la possibilità di aprire prima. Ha detto proprio così, con il rispetto delle regole adottate in alcuni territori, ha detto Conte, si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio e alcune attività potrebbero rialzare la saracinesca prima del previsto. Questo l'ha detto in particolare Conte riferito ai barbieri, per esempio, perché ha risposto proprio al messaggio, al grido di dolore che gli era arrivato da un barbiere in occasione del 1° maggio. 1° maggio che ovviamente non può prevedere celebrazioni di piazza, assembramenti, insomma attività e eventi che richiamino un numero troppo elevato di persone nelle piazze, ma insomma sono più che altro dei flash mob come quello che abbiamo visto a Bassano questa mattina, grazie a Gabriella Basso che è stata lì e che stasera ci racconterà meglio nel telegiornale che cos'è accaduto. Un centinaio di persone tra commercianti, ristoratori, ma anche cittadini comuni bassanesi che hanno voluto esprimere la loro solidarietà in piazza, lontani l'uno dall'altro, ma insomma nello stesso tempo vicini, ecco, si può dire, perché uniti da questo gravissimo problema. Sono le 12:32, è arrivato il governatore Luca Zaia, vi lascio alle sue parole. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon 1° maggio a tutti. E quindi farò veloce, visto che dovete poi... No, la scampagnata non la potete fare, però insomma una passeggiata uno la può anche fare, sempre evitando gli assembramenti. E un saluto anche a tutti coloro che sono collegati. Passerei subito al bollettino che diamo tutte le mattine a 12:30. Allora, sono 361.404 tamponi, sono 11.135 in più di ieri. Sono 18.098 i positivi, sono più 138 rispetto a ieri. In isolamento abbiamo 7.182 persone, che sono esattamente 289 più di ieri. I ricoverati sono 1.087, sono 39 in meno rispetto a ieri, quindi vedete che continua il trend di calo dei ricoverati. Le terapie intensive sono 110, 4 in meno rispetto a ieri, stiamo avvicinando alla fatidica soglia dei 100.
Le terapie intensive non Covid sono 2,37. Per darvi un dato, oggi abbiamo più pazienti in terapia intensiva che non hanno il coronavirus, che sono questi, 2,37, contro i 110 di coronavirus. I dimessi sono 2.641, più 34. Allora, calano i ricoveri, aumentano e calano le terapie intensive e aumentano le dimissioni, più 34. I morti sono 1.157, sono più 16, e se guardiamo in totale con l'extra ospedaliero sono 1.479. I nati 107. Un buon fine settimana questo. Allora, vorrei dirvi che questa mattina innanzitutto abbiamo fatto delle riunioni, tra le quali ovviamente quella con i direttori generali, che è stata profittevole perché abbiamo parlato ovviamente del piano tamponi, ma anche di quelle che oggi sembrano essere le prime anticipazioni rispetto alle linee guida, cioè nel senso che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale cerca di identificare dei parametri che siano un po', come si può dire, la nostra indicazione, la nostra barra di controllo, diciamo, l'elemento di controllo di quello che è l'andamento dei contagi piuttosto che dei ricoverati o quant'altro, quindi la storia del coronavirus con l'apertura da dopo il 4 di maggio. Allora, premetto che sui tamponi noi abbiamo già depositato agli atti un piano da mettere velocemente a regime che viaggia sui 30.000 tamponi al giorno. Questo è un piano che noi riteniamo possa diventare operativo a pieno alla volta di settembre, quindi svangare l'estate ovviamente con un incremento graduale per arrivare a regime verso settembre e comunque prima dell'inizio della nuova ondata. Noi adesso abbiamo una capacità, avete visto ieri 12.000 tamponi, 11.000, diciamo che noi oggi stressando la macchina, avendo reagenti, non avendo problemi, possiamo arrivare a 12-13.000 senza problemi quotidianamente, anzi li facciamo già, quindi dobbiamo incrementare di più. A questo ci aggiungo che oltre al piano di 30.000 noi diciamo vorremmo farne di più e allora abbiamo deciso di acquistare 3 macchine, se ce le vendono, se le troviamo, con tutte le difficoltà che si possono avere, per dotare gli hub provinciali di Treviso, Vicenza e Venezia delle macchine che ha già il professor Crisanti a Padova e che sta comprando anche Verona, la famosa macchina americana che oggi in Italia ce l'abbiamo solo noi. Quindi questo vuol dire che se riuscissimo a comprare le 3 macchine in linea assoluta producono circa 9.000 tamponi al giorno, quindi 9, 18, 27. Togliamo lo scarto di 7.000 per tutta la serie di dinamiche che abbiamo visto che possono accadere, 30.000 di base dobbiamo già raggiungerli, se ci aggiungiamo altri 20.000 si va a 50.000. Il nostro obiettivo è di riuscire, guardate, è molto ambizioso e vorrei anche ricordarvi che è bene ricordare al cittadino che il fattore limitante a quel punto non è più la macchina che processa, ma è chi va a fare i tamponi, vuol dire che ogni giorno deve uscire l'artiglieria che va a fare tamponi, tant'è vero che abbiamo chiesto a tutte le ULSS di darci i nomi e cognomi di coloro che sono già formati per fare tamponi e il loro piano di formazione per ulteriori nuovi dipendenti e operatori che siano in grado poi di essere autonomi nel fare tamponi. Questo perché? Perché 50.000 tamponi sono un numero grande da fare ogni giorno e il fattore limitante poi diventerà proprio l'operatore, perché il tampone, per quanto uno sia bravo e veloce, e comunque qualche minuto ci metti, sono 50.000 per tot minuti, fate il conto ore di lavoro che vengono fuori al giorno, quindi ce ne vogliono già tanti di operatori che vadano a fare i tamponi. Però volevo dirvelo perché la nostra idea è, finché non cambia lo scenario, e voglio ricordarvi che già abbiamo notizie di test
innovativi, rapidi, da quarto d'ora, che ci manderanno anche da testare, fra l'altro, anzi forse sono già arrivati, che dovrebbero essere di ultima generazione, quindi con un'attendibilità oltre il 95%. Stiamo parlando delle ultime novità. Ovvio che se arriva un test rapido, che so, paragonabile per capirci a quello del test della gravidanza piuttosto che al test della glicemia, capite che il mondo cambia. Vuol dire anche che queste macchine non le abbiamo comprate per nulla, perché ci servono, perché vi ricordo che il tema dei tamponi e di queste analisi non lo si fa solo per il coronavirus, per cui comunque non è un prodotto a perdere, né lo stecco né il tampone, tantomeno che la macchina. Le macchine e i laboratori erano già attrezzati con macchine, diciamo, non con questa capacità, ma noi eravamo già tutti attrezzati, perché comunque le analisi ci servono a prescindere che ci sia il coronavirus o non ci sia, per tutta un'altra serie di patologie che implicano ad esempio la presenza virale. Questo è quello che vi dico. A livello nazionale vogliono identificare appunto degli indicatori, i quali poi saranno l'elemento per decidere se aprire delle quarantene, diciamo, puntuali su alcune località, decidere se aumentare e tornare a vecchie restrizioni, la quarantena totale, insomma c'è tutta una gamma di misure in base all'andamento. Ovvio noi siamo preoccupati del fatto che auspichiamo che i parametri siano parametri affrontabili. Vi dico un aspetto che io ho contestato al Comitato Tecnico Scientifico formalmente nell'ultima videoconferenza. Si parla tanto del numero dei contagiati come parametro, ma se uno non fa tamponi non ha contagiati, finisce che il virtuoso è più penalizzato di quello che non li fa, e quindi dico, volete valutare i contagiati, li facciamo parametrati al numero di tamponi che fa ognuno, perché noi ormai cominciamo ad averne 350.000, 360.000, fra qualche giorno ne avremo 400.000, capite? Noi siamo già al 10° della popolazione testata, tanto per darvi un'idea. Non ci sono altre realtà che hanno fatto tanti test come noi. A questo ci aggiungete che poi noi abbiamo tutti 700.000 test rapidi che comunque stanno andando fuori come attività di screening preparatoria poi all'arrivo dei tamponi. Per chiudere sui tamponi, volevo dirvi che abbiamo di fatto quasi ultimato il primo passaggio a tamponi ormai di tutte le case di riposo. Vi dico il primo passaggio a tamponi perché non è che abbiamo fatto anche lo screening con il test rapido nel frattempo, quindi tutti sono stati sottoposti a un test. Adesso stiamo completando anche il test con il tampone per tutti, ma manca quanto? 3-4 giorni a farla grande, insomma. Ne abbiamo molte, ULS che hanno già finito, qualcun altro che ci ha detto lunedì, martedì ci danno questi dati. Sulle videoconferenze fatte ieri abbiamo fatto tutta la giornata di videoconferenze, abbiamo finito alle 8 di ieri sera. Ne abbiamo fatte per tutti i gusti, con il Ministro della Salute, con i governatori, con il Ministro della Salute e con il Ministro Boccia, insomma abbiamo parlato di riaperture, si è parlato anche di ordinanze. Allora, è pur vero che c'è un po' di dibattito sulle ordinanze, però io resto fiducioso del fatto che poi si capisca che le ordinanze che sono state emesse da questa regione non sono ordinanze in contrasto con il DPCM, sono ordinanze che vogliono portare anche, come si può dire, un principio di buonsenso e di rispetto nei confronti del cittadino. Mi spiego. Nel momento in cui un DPCM autorizza ad uscire di casa per andare a trovare un congiunto e nel momento in cui ormai è diventata risposta FAC, il congiunto è anche un amico, capite che chiunque è autorizzato a uscire di casa per andare a trovare un amico o un'amica. Se è vero questo, è altrettanto vero che uno possa uscire di casa per andare a farsi una passeggiata per l'attività motoria. La nostra ordinanza dice attività motoria nel territorio comunale, però ricordo in solitaria, cioè uscita individuale, con la mascherina e con tutte le attenzioni per il rispetto del droplet eventualmente, quindi del distanziamento sociale, e dall'altro anche dalla definizione di evitare tassativamente gli assembramenti. Quando io sento dire ma in quella piazza c'è un sacco di gente che sta prendendo lo spritz causa ordinanza, no, se sta prendendo lo spritz in gruppo, prima di tutto vorrei capire chi sta prendendo lo spritz in questo momento,
perché mi risulta che non ci sia ancora purtroppo l'apertura delle attività. E dall'altro anche se qualcuno si porta la bottiglia da casa e si siede sulle panchine, ci può andare da solo e fermarsi sulla panchina. Vi ricordo che è anche vietato il consumo del cibo fuori dalla residenza, proprio per evitare ogni forma di assembramento. Queste, signori, sono regole che noi abbiamo portato per dare una forma di allentamento e di risposta ai cittadini che ci chiedono ad esempio di poter andare a vedere se la seconda casa ha preso fuoco oppure no, come vi ho fatto l'esempio, ma non ci devi soggiornare nella seconda casa, ci devi andare da solo e ritornare presso la tua residenza. Io resto fiducioso del fatto e del pensiero che abbiamo portato che le battaglie legali non servono a nulla. Noi non facciamo le ordinanze per cercare prove muscolari o per buttarle in politica, penso che questo sia, posso dire, il terreno peggiore per fare polemiche politiche. A me sembra che il ministro Boccia, in rappresentanza del governo, abbia assolutamente compreso le nostre volontà. Penso che per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ci sia comunque la possibilità di dimostrare un allineamento con il DPCM, per cui noi non ritiriamo ordinanze, questo è ovvio, e le rinnoveremo, ma sempre nell'ottica di trovare un percorso comune, ovviamente rispetto a quanto previsto dal governo, sicuramente non di contrapposizioni. Lo dico perché alcune ordinanze sono assolutamente evadibili, diciamo così, con delle risposte frequenti, no? Con le FAC il governo potrebbe assolutamente chiarire alcuni aspetti rispetto alle FAC. Se vi interessa una delle contestazioni, adesso cercheremo di capire che contestazioni che i Legulei dicono che è incompatibile con quello che è previsto dal DPCM, e tenetevi duro, è la vendita di fiori e piante nel mercato. Ma io posso anche capire il principio, perché effettivamente non è prevista, però io ho anche detto, guardate, per carità, noi siamo qua per ragionare, però è anche vero che i fiori e le piante le posso vendere alla fioreria, al flower garden, quindi al garden dei vivai, lo posso vendere nei supermercati e non lo posso vendere al mercato, che fra l'altro è in versione ridotta, no, all'aperto ma anche in versione ridotta perché riguarda solo l'agroalimentare, e quindi il tema sembra sia la vendita di fiori e piante e articoli, abbigliamento per bimbi nel mercato open air. Vabbè, queste sono pratiche, ma guardate, non ve lo dico per polemica, ve lo dico a maggior ragione per dire che se la contestazione è questa rispetto alla mole di lavoro che abbiamo fatto, direi che siamo a buon punto, insomma. Ma guardate, affronteremo anche questi temi. Di certo è che io resto convinto che le ordinanze che ho firmato vadano nella direzione tanto di non far cagnare, ma soprattutto di dare risposta ai tanti cittadini. E detto questo, si aprirà, si dice che ci siano circa 1.200.000 lavoratori che torneranno al lavoro il 4. Noi siamo preoccupati, lo abbiamo ribadito al governo, ovviamente portando la totale nostra piena disponibilità per la partita dei minori che non hanno possibilità di essere assistiti e seguiti dai genitori che devono andare al lavoro, per cui noi continuiamo a dire che una misura urgente, straordinaria, ci voglia subito, perché aprire tutto il 4 mattina e sapere che ci sono dei minori che inevitabilmente rischiano di restare da soli a casa, penso che non sia sostenibile. Quindi l'appello che continuo a fare al Ministro della Scuola in generale per attivare tutte le misure possibili e immaginabili rispetto a quello che è scuola e edifici scolastici. Dall'altro il governo per il discorso del congedo parentale che sia sostenuto per bene finanziariamente o eventuali spese per babysitter, e infine la nostra disponibilità a mettere in piedi un network di diverse strutture, quindi che sono le scuole paritarie, quindi gli asili che ci hanno dato disponibilità, per la FISM ci ha dato disponibilità, i GREST, i centri estivi, le strutture private, le associazioni sportive e quant'altro, in modo tale da creare una rete sociale di gestione dei bimbi, ovviamente dei minori che hanno necessità
nelle ore nelle quali i genitori vanno al lavoro. Penso che questo sia anche un atto di civiltà, insomma, nei confronti delle famiglie. Per quanto riguarda le aperture, definirei la situazione in progress, cioè nel senso che stiamo discutendo sulle modalità da attuare e le scelte da portare avanti da dopo il 4 di maggio. I 4 aprono ovviamente un sacco di attività produttive, ma poi c'è il grande problema, che è un tormento sociale e individuale per molti, che è quello delle altre attività produttive, che sono, io li chiamo tutti gli artigiani, le parrucchiere, i barbieri, estetiste, insomma tutto il mondo del servizio alla persona, dove c'è, diciamo, il droplet, difficile rispettarlo perché c'è un contatto fisico con il cliente, il mondo della ristorazione, il mondo dei bar, ovviamente sempre il mondo Horeca, che hotel, ristoranti e quello che è, insomma, che sono in grossissima difficoltà, e il mondo del divertimento, quindi le discoteche, gli spettacoli viaggianti e molto altro ancora. Quindi affrontare anche questi temi, che sono temi importanti e sono temi che riguardano la nostra economia. Vi ricordo che il Veneto, con questa crisi, da una contabilità prima che abbiamo, perde circa 50.000 posti di lavoro, molti dei quali sono anche posti di avventizi, di persone. Pensate a quanti studenti avevano programmato la stagione per pagarsi gli studi, e quindi pensate solo che il mondo del turismo, che sta soffrendo, tra i sofferenti è quello che soffre ancora di più, turismo e servizi alle persone e il tema della ristorazione, dei bar. Ecco, il mondo del turismo perde 35.000 di questi 50.000 posti. Il mondo del turismo è messo letteralmente in ginocchio. Fa male poi leggere da un lato di un ipotetico corridoio per le vacanze Germania, Austria, Croazia, dall'altro leggere che sembra che ai cittadini tedeschi sia data a disposizione di non programmare vacanze fino al 15 giugno. Voi capite che per noi c'è di mezzo la Pentecoste, e quindi è una preapertura della stagione per noi, cioè vuol dire il sold out, vuol dire il tutto pieno nelle stagioni buone. Per cui penso che questo sia un ulteriore problema. Penso che noi dovremmo comunicare, sicuramente fare promozione turistica, ma spiegare ai turisti che chi viene in Veneto arriva in una regione più sicura al mondo dal punto di vista del coronavirus, visto e considerato che ce lo riconoscono a livello mondiale questo modello, e dovremmo cercare di spendercelo fino in fondo, perché questo è un attuno, è un valore in più che abbiamo nella nostra offerta turistica. Quante volte abbiamo detto è inutile guardare il costo del pacchetto turistico, perché forse dovremmo aggiungerci sotto la proposta economica nella vendita del pacchetto anche la qualità della sanità che riusciamo ad erogare e le prestazioni sanitarie che riusciamo ad erogare ai nostri turisti, che sono uniche e gratuite, ricordo. E io non aggiungo altro, lascerei la parola a voi. Giustamente stamattina mi ero dimenticato e me l'ero anche segnato. Stamattina l'assessore ha incontrato, ci sono molte categorie che soffrono, pensate, abbiamo incontrato tutti coloro che vendono l'abbigliamento nei mercati. Magari uno dice perché li cita? Perché ogni tanto è giusto citare una categoria, perché non vorrei mai che ci fossero i fantasmi in questa crisi, no? Quelli che vengono dimenticati. Tutto il mondo dei mercati settimanali e di coloro che vendono l'abbigliamento, banchi nei quali si riforniscono un sacco di veneti, quindi abbiamo ben chiara anche la loro difficoltà. I lavoratori stagionali aeroportuali che sono stati qui stamattina, altra categoria in grossa difficoltà. Vi ricordo che dietro la parola stagionale c'è qualcuno che va a lavorare per prendere uno stipendio per mantenere la famiglia. Cioè non vorrei che qualcuno pensasse che stagionale significa andare a lavorare per pagarsi le ferie. Cioè, qui c'è lavoro solido di persone che hanno mutui da pagare, impegni che hanno e che adesso sono in difficoltà. Gli aeroporti giustamente, obiettivamente, lo sapete meglio di me, sono a servizio zero, e quindi sarà una contrazione anche in questa direzione.
E guardate, non aggiungo altro, avrei anche di donazioni o quant'altro, magari ve ne parlo domani. Vi lascio alle domande, così vi libero prima oggi. Prima domanda, allora andiamo Antonello. Questa mattina sì, volevo dirvi, me lo ricordava l'assessore, è partita la fase 3 di Vo. A Vo avevano iniziato con i prelievi di sangue, quindi si fa il sierologico sui cittadini su base volontaria e si fa anche la mappatura genetica, quindi del genoma, su tutti coloro che si presteranno a questo ulteriore passo in avanti. Voglio ricordarvi che questo ci servirà al professor Crisanti, che sta facendo questo ulteriore esperimento importante, durerà circa 6 mesi poi per avere i dati completi, ci servirà per capire qual è stata l'evoluzione dal punto di vista diciamo sierologico, quali saranno le persone che hanno gli anticorpi neutralizzanti, e poi voglio ricordarvi la mappatura genetica per capire anche se ci sono state mutazioni o quant'altro. Buongiorno Presidente, alla luce dei modelli che ancora non sono certificati dal Governo, il Veneto con i propri numeri, secondo lei, potrà riaprire prima del 18 maggio alcune attività che invece sono state, chiamiamole così, locate? Ma guardate, io dico sempre, fondamentale è la responsabilità. Il Veneto può aprire tutto, ovviamente su base solida di una certificazione che ci fa il comitato scientifico, ma noi potremmo, come se, in linea di principio, affrontare qualsiasi tipo di apertura. Il tema è un altro, è capire se tutti noi poi entriamo nell'ordine di idee di capire che non è finita, ma che stiamo convivendo con il virus. La partita della mascherina è una delle condizioni sine qua non per fare questa battaglia. Il virus se ne andrà, probabilmente avrà una nuova ricomparsa importante nell'autunno, noi stiamo schierando l'artiglieria per questo, e poi, come la storia di tutti i virus, scemerà, no? Non è che i veneziani ci hanno fatto ereditare la mascherina, hanno fatto la peste, hanno conosciuto la spagnola, ma alla fine noi abbiamo la mascherina, la conosciamo ora dal punto di vista proprio di diffusione sociale. Se ne andrà anche questo virus, l'importante è non farsi male nella fase intermedia. L'unica preoccupazione che ho è che qualcuno non cominci a carezzare l'idea che tutto è finito, perché lì poi lo ritroviamo questo riscontro nei dati delle terapie intensive, dei ricoveri. E nel momento in cui torneranno a crescere oltre il parametro prefissato, ci toccherà riapplicare le restrizioni. Allora, lo slogan che dicevo io è: se vuoi uscire di casa resta a casa, no? Sembrava quasi un'assurdità, perché più restavamo isolati più velocemente riuscivamo a uscire. Adesso dovremmo coniarne un altro, no? Se vuoi star fuori di casa cerca di rispettare le regole, cioè se vuoi restare fuori di casa cerca di rispettare le regole, questo è fondamentale. Io penso che la direzione del ragionamento andrà sicuramente verso le aperture differenziate. Io lo vedo dagli incontri con i colleghi, dalle videoconferenze, ci sono atteggiamenti diversi, lo avete visto anche con le ordinanze, ci sono anche sensibilità diverse, del resto guardate, quando io esco di casa ho una possibilità su 2 di trovarmi una persona con la partita IVA in questo territorio. In altri territori ci sono altre emergenze, non è una colpa, ognuno ha le sue caratteristiche. Quindi penso che questo sia fondamentale. E poi ci sono sanità diverse. E sanità diverse rispondono anche a esigenze nelle aperture diverse. Perché quando si apre bisogna garantire ai cittadini la sanità. I cittadini devono garantire alla sanità il rispetto delle regole. Emiliano. Presidente, buongiorno. Sul discorso che faceva proprio sul turismo, cioè la Croazia che si è mossa furbamente nei paesi dove alla fin fine sono i nostri clienti storici, è l'incertezza del momento, non riesco a capire, che blocca la promozione da parte della regione. Cioè lei diceva noi siamo la regione più sicura al mondo, facciamoglielo sapere. Che cos'è che blocca? È inutile fare promozione attualmente perché non ci sono certezze? La promozione non è mai inutile, bisogna puntare a dei target e soprattutto in questo momento vi ricordo che c'è anche un grande rischio, che è quello che si rischia di disperdere il messaggio in un mare magnum, perché tutti adesso inizieranno a schierare artiglieria, a cominciare a fare
campagne promozionali. Io resto convinto che noi dobbiamo assolutamente uscire dai canali classici, che sono quelli delle fiere, dei manifesti, di tutte ste menate, e andare sugli opinion leader dei paesi che ci interessano come target. Ci sono degli opinion leader, pensate a quelli nostri nazionali, no? Che possono essere per i giovani, per il target giovanile, per la mezza età, per gli anziani, che sono in grado di comunicare. Cioè, dico, abbiamo, adesso non voglio citare nomi che poi viene fuori sempre la polemica, se Piero Angela facesse uno speciale su, che so, una località turistica, perché ci mette dentro anche delle componenti di natura scientifica e ragionamenti, molto probabilmente il suo mondo, i suoi ascoltatori, Alberto Angela, ecco, così cito padre o figlio, entrambi potrebbero identificare un target di cittadini italiani che sono assolutamente ricettivi a alcune indicazioni che vengono date. Questo vuol dire far campagne con i testimonial. Poi ci sono ovviamente i canali social che sono validissimi, perché ci sono opinion leader, comunemente detti influencer, che sono assolutamente in grado di creare opinione nei loro paesi. E faccio un esempio, ma non perché voglio farlo, perché mi tocca farlo, perché poi c'è sempre qualche buon tempone che pensa che stiamo parlando di cretinate. Se avessimo come target gli Stati Uniti, e ce l'abbiamo per carità, sono dei nostri buoni clienti, e dovessimo pensare a un opinion leader che sia in grado di parlare a tutti gli Stati Uniti e dire: guardate, io quest'anno vado in vacanza in Veneto, se lo dicesse Oprah Winfrey negli Stati Uniti, non è irrilevante che lo dica nella sua trasmissione, perché comunque significa avere un messaggio importante e tutti si chiederebbero: ma perché va lì, dov'è sto posto? Cioè, capite, funziona così, ma del resto abbiamo fenomeni turistici creati così, e cito sempre un esempio per tutti che è Formentera, Ibiza e alcune località della Croazia, pensate a Hvar e molto altro ancora, insomma, in giro per il mondo. Cioè, pensate a quello che è accaduto alle Canarie, che sono stati uno dei primi territori diciamo portati per come si può dire, che noi abbiamo conosciuto attraverso gli opinion leader. C'è proprio un case history che ho visto, che ad esempio citava che negli anni passati per le Canarie, ad esempio, ci sono stati dei personaggi, pensatene uno che in Italia era molto famoso, che era Iglesias, che aveva ovviamente tutto, cioè, che ogni tanto parlava di Canarie, queste storie, e si dice che molti cittadini sono stati attratti da questa idea delle Canarie, e così, cioè, una volta andavano a fare i viaggi di nozze alle Canarie, adesso vanno alle Maldive, ma una volta funzionava così, e prima ancora andavano a Venezia. Un'ultima domanda, se posso. Parlo delle Frecciarossa, sono state riattivate alcune tratte, sembra, ahimè, un altro sgambetto, l'ennesimo sgambetto al Veneto, perché sembra sia stato penalizzato, insomma, quello non ne so nulla, guarda. Se non è cambiato nelle ultime ore, insomma, la partenza di Frecciarossa da Venezia per arrivare a Milano o Roma o Napoli, passando per Padova e Vicenza, sembra che non sia stata attivata. Non te lo so dire. Ma è oggi, notizia di oggi? Di queste ore, sì, se non hanno ripristinato anche in Veneto. L'assessora Del Verdi sarà molto più precisa di me, perché ha avuto lei la videoconferenza ieri. Grazie, Presidente. Del resto io dappertutto non posso esserci. Buon primo maggio, Presidente, assessori, a tutti i colleghi. Prima domanda: che cosa dice il suo comitato scientifico alla luce dei dati del contagio, dei numeri, alla vigilia di una ripartenza, e soprattutto per chi il lavoro ce l'ha e non lo vuole perdere, e sapendo che il 4 diventa la variabile dal momento in cui molte cose cambieranno, ma rispetto a quello che abbiamo lasciato prima dell'emergenza 70 giorni fa, trasporto pubblico locale è un'incognita, perché lì gli assembramenti, se i pullman non ci sono, e non si sa ancora quanta gente andrà al lavoro. Quindi queste due date. E poi la terza sul turismo: quando si può immaginare che possano riaprire le frontiere dove il turista è libero di circolare? Guarda, allora, innanzitutto il comitato scientifico regionale non ha espresso ovviamente opinioni e pareri su questa partita, perché è relegata al comitato tecnico scientifico nazionale, che poi ci mette il timbro su questa partita. Anche dal punto di vista giuridico è delicato questo passaggio, nel senso che lo stato emergenziale identifica un comitato tecnico scientifico nazionale. Il fatto che noi ne abbiamo uno regionale è una scelta nostra, ci sono delle regioni che non ce l'hanno neanche, per dire, per cui noi dobbiamo avere il parere loro nazionale.
qualsiasi procura, se volesse elevare una contestazione, si rifarebbe sempre il parere nazionale. Il nostro viene ritenuto, fra virgolette, di livello secondario, ma non perché lo siano gli scienziati, ma perché la legge oggi dà piena legittimazione all'Istituto Superiore della Sanità e a tutta la partita che c'è a livello nazionale. Considera che noi abbiamo smesso e chiuso il lockdown il 10 di aprile, perché con il DPCM del 10 aprile il governo ha autorizzato l'apertura dei codici Ateco, quindi delle aziende con i codici Ateco, l'apertura in deroga ai codici Ateco per le aziende che avessero chiesto l'apertura in deroga anche se non avevano il codice citato in allegato, e poi tutti i silenzi assensi. Prova ne sia che noi, in attesa del 4, non possiamo non rilevare che le nostre strade hanno i camion ma non il traffico, cioè non è effetto di ordinanza, quello è solo l'apertura delle aziende. C'è un dato positivo: se voi calcolate che eravamo il 10 di aprile, oggi siamo il 30 di aprile, no, il 1° maggio oggi, sono passati esattamente una ventina di giorni. In 20 giorni, se analizziamo il presupposto epidemiologico per cui in 7 giorni uno si infetta e viene fuori casino, noi invece in 20 giorni abbiamo avuto sempre calo. Cioè, alla più disperata, in quest'ultima settimana avremmo dovuto avere una curva in impennata, il che vuol dire che fino adesso le aperture hanno prodotto 0 di impennata, di incremento di contagi. Questo è un dato molto positivo, questo lo valutano tutti, questo aspetto del Veneto. E da qui in poi vedremo cosa accadrà. Bisognerà non abbassare la guardia, perché sono 1.200.000 cittadini in più rispetto a quelli di oggi. Hai ragione su questo. Per quanto riguarda il distanziamento sociale nei mezzi di trasporto, se ne è parlato, esistono tutta una serie di casistiche, si sono coinvolti, ovviamente c'era l'assessore Lanzarin, De Berti e anche la Donazan rispetto agli accordi che si sono fatti con le parti sociali. Si porta avanti il distanziamento di 1 metro, vuol dire che si va alla riduzione di metà del carico sui treni e a 1/3 negli autobus. Si dovrà capire, certo è che c'è sempre l'obbligo di mascherina e il tema dei guanti. Triplicare gli autobus è impossibile, ma non solo dal punto di vista finanziario, quello potrebbe essere anche un problema che riusciremo a affrontare magari con un aiuto a livello nazionale, ma anche dal punto di vista di mezzi, perché vuol dire triplicare i mezzi. E bisognerà invece lavorare probabilmente, eventualmente, sulla diluizione dell'orario di lavoro, in maniera tale che ci sia, diciamo, se ci fossero, dico una cosa e poi non vorrei che qualcuno, il giorno dei lavoratori non mi permetto di fare discorsi strani, però faccio un esempio: se ci fosse un'azienda che fa le 7 ore caricando in 3 parti i lavoratori alle 9, alle 10, alle 11 del mattino, faccio un esempio, è inevitabile che si diluisca il traffico di quell'azienda in 3 parti, no? Perché se la presa in carico del lavoratore avviene a 1 ora di distanza per ogni terzo di azienda, vuol dire che in 3 ore arrivano tutti i dipendenti e poi concluderanno il loro turno di lavoro diciamo, scaglionati nelle 3 ore finali. Però Milva è ancora in piedi questa partita e oggettivamente io ho partecipato a un pezzo di videoconferenza ieri, tutte le regioni sono in difficoltà. Non nego che si punta tanto sul fatto che la mascherina ben portata sia assolutamente un buon elemento di prevenzione. E lo dicono ormai le riviste scientifiche, ma lo dicono i dati concreti, perché su 10.000 medici l'1,3% di medici ospedalieri si è infettato. Insomma, il livello il contesto lavorativo era molto ben più pericoloso di un autobus, questo lo dobbiamo dire, stiamo parlando di pazienti infetti. Le frontiere? Prego? Guarda, sulle frontiere non si sa, non si capisce. Ovvio che l'apertura delle frontiere è la condizione sine qua non per far lavorare il turismo. Per carità, l'appello va sempre a dire facciamo in modo di fare turismo domestico quest'anno, no? E sono assolutamente rispettoso di tutti, fatelo in Italia. Dopodiché i veneti, magari chiediamoci se conosciamo veramente bene tutto il Veneto, perché poi magari
come se nemo profeta in patria, uno dice ma in Veneto, però magari puoi scoprire delle località che magari ignoravi, no? Ci sono delle bellissime realtà in Veneto, assolutamente di qualità, si va dal lago, la montagna, le terme, il mare, il Polesine, il Po, le città murate, i colli, Beri, Ciugani, quelli del Prosecco e molto altro ancora, perché il Veneto è in grado di offrire un'offerta unica. Noi possiamo dire ai cittadini che possono andare a sciare d'estate in Veneto, sulla Marmolada. È il 1° maggio oggi, sarebbe stata la festa del lavoro, dei lavoratori. Sono tanti che sono costretti a lavorare anche in condizioni difficili, un plauso a infermieri, medici. Chi è costretto invece a rinunciare al lavoro per motivi di salute, inteso per la salute anche degli altri. E dopo l'emergenza sanitaria, quella economica e anche sociale. Una riflessione del Presidente oggi? Sì, guarda, grazie per la domanda. Io ho fatto anche un intervento scritto che ho divulgato ieri. È una festa del lavoro atipica e sembra quasi un controsenso, no? In un simil lockdown, cioè chiusura delle attività produttive, cosa uno celebra? Celebra la memoria, celebra la storia, questo ci mancherebbe, ma celebriamo anche il lavoro di chi non ce l'ha ancora, nella speranza che torni, e penso a coloro che sono in trepidante attesa che riparta tutto, perché questa crisi comunque qualche danno ce lo lascia sul tappeto, e dall'altro anche, permettetemi di dirlo, la festa di quei lavoratori che hanno rischiato la vita in un'altra maniera, no? Noi eravamo, se vi ricordate, fino a 3 mesi fa si parlava sempre di sicurezza nel lavoro, ma mai nessuno avrebbe pensato che la sicurezza del lavoro uscisse dal fatto che ti puoi far male in un cantiere, ti puoi far male per strada, in un processo produttivo. Oggi la sicurezza del lavoro, dobbiamo ricordare, ci ha posto un'altra questione, che è quella dei lavoratori del mondo della sanità che hanno perso la vita o che si sono infettati, si sono ammalati. Questo è un nuovo scenario anche nello scenario del lavoro. Beh, certo che ci sono le azioni a tutela dei lavoratori della sanità, ma mai avremmo pensato di dover celebrare un 1° maggio pensando che ci sono più di 100 medici che sono morti in Italia curando i cittadini. Noi abbiamo avuto 2 medici che hanno perso la vita anche in Veneto, 2 medici di base, 2 signore fra l'altro. E penso che oggi ha anche questo senso, e secondo me è un senso anche, anche più elevato, no? Nel senso che ci porta tutti a riflettere. Diciamolo, per molti ormai la festa del lavoro era diventata una festività, forse l'occasione per andare a fare una scampagnata. Oggi forse è anche un'occasione per fare una riflessione ulteriore su cosa significhi il bene del lavoro e il bene anche della sicurezza nel lavoro. Fois, Rete Veneto, Antenna 3. Buongiorno Presidente, io mi volevo ricollegare alla prima domanda che ha fatto la collega. Il Veneto ha un modello previsionale, il famoso modello matematico che finora si è rivelato molto attendibile. Voi tra 7 giorni, tra 10 giorni, che dati vi aspettate? Cioè è messo nel conto che ci sia comunque un aumento di positivi, seppur lieve, sia fisiologico con le nuove aperture? Ma guarda, io ti dico che se tutti noi saremo rispettosi delle poche indicazioni che si sono date, no? Che sono quelle della mascherina, dei guanti o del gel per igienizzare le mani, mettere bene la mascherina, non col naso fuori, non col naso e la bocca fuori, ma metterla bene, e vivere questo dispositivo di protezione come un salvavita e non come un'imposizione di un'ordinanza, di una legge, io penso che potremmo pensare a una tendenza zero. Certo è che se tornano su i ricoverati a seguito di nuovi contagi e le terapie intensive, la spiegazione è una sola: non abbiamo rispettato le regole, cioè non ci sono alternative. Cioè, se tutti giriamo con la mascherina e rispettiamo le regole, non ci infettiamo, o quantomeno la tendenza a infettarsi va tendente allo zero. Ripeto sempre l'esempio dei medici in ospedale, 1,3% di infezione. Se cominciamo a vedere la curva che va su, vuol dire che qualcuno, per colpa di qualcuno, ci ne mettiamo tutti, perché poi questo è quello che accade. Cioè, io vedo ancora qualcuno nei supermercati che entra senza mascherina, cioè io lo trovo assurdo, o che la mascherina viene portata come un amuleto, no?
perché ogni tanto va tirato su per dire ce l'ho, sì, perché magari qualcuno ti guarda di traverso e la tiri su, proprio perché non rompa le palle. Non funziona così. È un farmaco salvavita la mascherina. Dovete mettervelo in testa. Porterò qui un paziente curato in terapia intensiva e che ci ha fatto 3 settimane. Se adesso riesco, anche perché sono pazienti insomma, che sono ancora, si sono negativizzati ma sono deboli, appena posso, di certo porto gli operatori, perché voglio che tutti possano sentire, grazie al vostro aiuto, avere un'idea di cosa significa andare in terapia intensiva. Ho una domanda del collega Basso, direttore di TVA. Cosa pensa delle manifestazioni fatte in varie città dalle varie categorie per le mancate aperture? Questa mattina c'era un sit-in a Vicenza di numerosi esercenti, girano foto anche di altri comuni del Veneto, c'erano anche amministratori e l'assessore Donazzan. La Regione quindi si schiera al loro fianco? Lei scenderà in piazza? Ma guardate, io dico questo, dico innanzitutto che vanno assolutamente accettate queste manifestazioni che vengono fatte in maniera civile, nel rispetto delle regole e della libertà altrui. Non ci vedo motivo di polemizzare, insomma questi sono artigiani, commercianti, lavoratori che chiedono di lavorare, punto. E non ho mai trovato nessuno di loro che mi abbia contattato per dirmi che non vuole rispettare le regole. Non ho mai. Tutti mi dicono, ma io voglio aprire, diteci cosa dobbiamo fare. Quante volte avete sentito sta frase? Siamo disposti a far, basta che ci facciate aprire. E penso che questo sia un grande merito che va dato a questi veneti. Dopodiché devo anche dire che io spero che la risposta migliore che arrivi a loro sia quella che potremo dare convincendo il governo di partire magari con un livello di approccio differenziato tra regioni. Se così fosse riusciamo a risolverla velocemente questa partita. Collega Nicolussi Moro del Corriere del Veneto, la spesa per le 3 macchine per i tamponi le avete già quantificate? Le macchine per i tamponi è presto, la macchina per i tamponi la fattura è 250.000 euro di quella che abbiamo comprato, 3 sono 750.000. A quanto ammontano le donazioni oggi? 57 milioni, mi sembra. Più o meno. Sono esattamente, praticamente sono 57 milioni, mancano 7.000 euro per capirci. Sono 57 milioni dei quali 4 milioni e mezzo di materiali, il resto sono tutti soldi. Quindi 57 milioni meno 4 milioni e mezzo che sono materiali che valgono 4 milioni e mezzo sui 57. Terza domanda rapida, a conti fatti quanto... scusa Carlo, scusami. E totale versamenti 36.723. La spesa della regione attualmente si aggira a 101. Una valanga di soldi, molti di più di questi. Ragazzi, pensate solo che un tampone fatto, processato e tutto, costo azienda per noi sono 30 euro. Fate un po' voi. La terza domanda era sempre rapida, e a conti fatti quante assunzioni di personale sanitario, quindi OS, infermieri e medici, ad oggi avete fatto? 1 migliaio. 1 migliaio. Sì. Sì, ecco. Non ho capito, scusi. 1000 per 35, lo dico io che qui si sente meglio, per 35 milioni sì. di... Vorrei dire una cosa, ma guardate, non è polemica ma è una cosa oggettiva. Voi sapete che è stata fatta una task force per medici, infermieri e OS a livello nazionale. Ben venga, per carità, è giusto che ci sia, come si può dire, una task force di operatori, di professionisti che in caso di necessità una regione può chiamare in aiuto. Il vero tema è che si fa l'appello e poi noi assistiamo a nostri operatori che vanno a lavorare in altre regioni e operatori delle altre regioni che vengono a lavorare da noi. Di mezzo c'è una diaria in più rispetto allo stipendio. Capite che così non funziona. Bisognerebbe fare un modello per cui le regioni che chiedono non possono dare, in maniera tale che tu hai solo in entrata, perché a questo punto a noi ne arrivano 25 di OS
però abbiamo in uscita, se non ricordo male, un medico e due infermiere, nel senso che hanno chiesto di andare presso altre regioni. Un medico e due infermiere che vanno in un'altra regione. Lo dico, lo trovo un assurdo, se una regione ha bisogno dei suoi medici, ovviamente questi medici, lo dico con il massimo rispetto, prendono lo stipendio e poi hanno una diaria aggiuntiva, ovviamente che è importante, e quindi capisco che c'è anche un aspetto economico, ma c'è bisogno anche in casa, no? Ma non lo dico solo per noi, perché sento anche gli altri colleghi che dicono: ma che senso ha? Cioè, che dei medici nostri vadano via per poi noi vedere altri medici di altre regioni che vengono da noi. Cioè, va regolamentata, perché sennò alla fine diventa una mobilità che qualche guaio lo crea, anche perché non c'è nessuna possibilità di diniego, va in automatico. Quindi se per pura follia uno un grande professionista della sanità del Veneto, cruciale in questo momento, decidesse che si appella a sta task force e va a farsi un'esperienza fuori, cioè tu stai lì e ti ritrovi veramente spiazzato. Considerate che queste vanno a regime, tempo indeterminato. Nel giorno del lavoro. Sì, scusate, 1000, ma perché? Avete visto che sono spariti tutti quelli che non erano d'accordo? Vi ricordate i famosi 500 medici laureati abilitati? Ci siamo capiti. Per fortuna che non capivamo nulla. Adesso è normale assumere un medico laureato e abilitato, non ancora specializzato. Adesso, per carità, ce ne fosse qualcuno qua tra di voi, viene assunto subito. Quando lo dicevamo noi era impossibile. Michele Borrella, Radio Conegliano, chiede se lei è soddisfatto per le nomine di Beltrame e Piovesiana al fianco del nuovo presidente di Confindustria Bonomi. Assolutamente sì, e faccio anche gli auguri di buon lavoro. Fra l'altro siamo ben rappresentati, abbiamo posizioni assolutamente di livello, penso a quello di Maria Cristina Piovesana che è vicepresidente, se non ho letto male. Lei è una persona determinata, porta ovviamente l'esperienza del Veneto, che è un'esperienza particolare dal punto di vista imprenditoriale. Ricordo che noi non abbiamo un modello di sviluppo fordista, abbiamo quello della piccola e media impresa, il distretto industriale diffuso, no? 80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi è giusto che si porti una voce importante del nostro territorio. E faccio ovviamente, oltre che gli auguri di buon lavoro a loro, anche a Bonomi, che conosco e sono sicuro che farà un bel lavoro. Io avrei 3 domande di Brindis, molto tecniche relative alle ordinanze, forse Falle poi vediamo. Allora, sono molto specifiche. Allora, il golf, più in sicurezza di un campo da golf non esiste nulla, dice Brindis. Un giocatore può uscire dal comune di residenza per raggiungere un campo in un altro comune? C'è una FAC alla quale abbiamo risposto sul golf, giusto? Sulle attività sportive. Dovrebbe controllare nelle FAC. Io oggi manderò le FAC, anche ne abbiamo in produzione molte. Seconda domanda, tennis. Centinaia di maestri in Veneto protestano, si può giocare, invece i quelli sono chiusi. Se vi dico la risposta che mi hanno dato, mi devo appoggiare perché mi sono cadute. Ieri ho detto: ma cavoli, c'è il tennis, c'è uno di qua, uno di là, c'è anche la rete di mezzo, non c'è, è anche psicologica. Mi hanno risposto in videoconferenza che si tocca la pallina. Sì. Cioè, nel senso che tu prendi, se no bisognerebbe cambiare ogni volta la pallina. Ma comunque c'è sempre l'inquinamento, no? Uno magari ci starnutisce sopra, chissà cosa fa. La pesca in barca nella laguna di Venezia. Faremo le palline rivestite, che avremo il rivestimento ogni volta. Lo spray sulla pallina. Non so. La pesca in barca nella laguna di Venezia la possono praticare solo coloro che risiedono nei comuni della gronda lagunare? Sì e no, perché c'è un'ordinanza c'è confine, di porto. Sul confine comunale. No, però non si sente, assessore. Vieni qua. Allora, in base alla nostra ordinanza si può all'interno del confine comunale, anche se nell'acqua. Però c'è, che io sappia, un'ordinanza della Capitaneria di Porto che riguarda la laguna, che prevede che oggi, domani e dopodomani non si possa fare nella laguna. Il
collega di QDP News Zaccaron torna sul tema delle proteste. In alcuni casi, come a Conegliano, ci sono stati affollamenti importanti in occasione di queste proteste di commercianti. Ma guarda, sono proteste civili, io non ci vedrei un problema, mi risulta anche perché mi hanno sempre tenuto informato. E guardate, io penso che sia fondamentale non politicizzare queste proteste, è giusto che siano, come si può dire, nascano dalla base, che siano dei commercianti, dei produttori, dei lavoratori, perché io lo considero fondamentale questo. Mi hanno comunque tenuto informato e vedo, ho visto delle foto anche di altre località, vedo distanziamento sociale, non vedo ammassamenti, vedo che mantengono le distanze, che c'è anche la volontà di dare anche un segnale positivo. Finché è così penso che sarebbe assolutamente delinquenziale punire o come si può dire, contestare questa forma di proteste che sono silenziose e civili. Allora ancora passo con Emiliano, poi direi che potremmo concludere. Una istruttrice di equitazione con specializzazione verso i bambini con problemi psicofisici dice che sono bloccati anche se hanno procedure di lavoro che consentono il distanziamento sociale e tutte le misure precauzionali. Vorrebbero poter riaprire il 4 maggio, lo potranno. Ma guardate, il tema dei cavalli ci è stato posto da molti, tanto è vero che dovremmo avere una FAC anche su quella. Se chi cerca trova una FAC che dà l'autorizzazione sostanzialmente ad andare dal cavallo, però leggetela bene, andate sul sito della Protezione Civile o della Regione e la trovate. E invece questo, da racconto, mi sembra di capire, bambini con difficoltà psicologiche, stiamo parlando di ipoterapia. Se ipoterapia è filiera sanitaria, trovo strano che non si possa trovare una soluzione per aprirla. Se ci fa un quesito e ce lo manda, lo sottoponiamo già domani mattina, domani rispondiamo subito. Perché è filiera sanitaria, cioè come apre il fisioterapista o l'osteopata, quello che è, non capisco per quale motivo i bimbi che sono oggetto di cura con l'ipoterapia non possano andare a farsi curare. Vorrei informare, per dare la parola a Emiliano, a tutti, che io l'altro giorno ho dato ben 53 risposte, chiarimenti e ogni giorno, anche oggi, ne produciamo 6 che i nostri tecnici. Se andate sulla Protezione Civile le trovate quotidianamente ordinate e molte di queste risposte trovano effettivamente risposta concreta e operativa. No, vale anche per i cittadini, perché a volte magari stanno in casa a pensare per giorni e giorni, c'è la FAC che intanto funziona. Basta andare sul sito, ogni giorno ce ne sono almeno 6 o 7 nuove. Una per tutte è quella della toilettatura per i cani, c'è ancora chi scrive, però ricordo che c'è una FAC che chiarisce la nostra posizione. Emiliano. Credo ci fosse prima il collega. Allora io? Scusa, poi Emiliano. Perfetto, la prima non fa niente. Era una rassicurazione proprio per i pescatori in laguna, perché diversi avevano telefonato dicendo che nell'ordinanza della regione si faceva riferimento a fiumi, laghi, torrenti e non alla laguna, per cui erano un po' preoccupate. Sulle acque interne dicevano che non c'è. La seconda era invece per quello che riguarda gli asili. Lei prima ha fatto un appello al Ministro dell'Istruzione. Per quello che riguarda invece il progetto della Regione di riaprire gli asili, a che punto siamo? Poi c'era anche una signora che lavora negli asili che ci ha telefonato per chiederci se per caso sono previste riaperture scaglionate anche per il personale. Lei che ha 60 anni magari arriva un po' più tardi. Il personale non è competenza nostra, nel senso che è del datore di lavoro. Solo Lanzarin sarebbe pronta, però non vi nego che noi abbiamo il grosso problema di avere la certezza che ci sia una copertura a livello nazionale. Capite che se c'è solo un bimbo che si infetta o accade qualcosa, senza parere del Comitato Tecnico Scientifico diventa anche problematica tutta la partita. Un bimbo o un operatore, insomma, c'è bisogno che ci sia la volontà di fare questo percorso assieme. Noi ci siamo, cioè, se non avessimo voglia e disponibilità di dare una mano ai veneti non avremmo fatto ordinanza, saremmo stati lì a aspettare, a dire tutti i giorni colpa di Roma, ma non abbiamo fatto così. Ecco, siccome siamo bravi, scusate l'intervento, proprio questa mattina è stata inserita, mi riferisce la collega che ringrazio, è ammessa l'attività di scuola di equitazione. La scuola di equitazione ha un codice Ateco 855100 e quindi risulta legittimata come codice incluso come la DPCM 264/2020, quindi la risposta normalmente le trovate anche esaurienti. Prego Emiliano, poi Emiliano. Perdonatemi, magari c'era già una FAC anche su questo tema, ma prima avete scoperchiato il vaso di Pandora con lo sport
e il popolo dei ciclisti mi chiede se da lunedì potranno spaziare nei loro percorsi da comune a comune. Attualmente no, la risposta purtroppo. Purtroppo no. Ce l'ho anch'io in bicicletta, ancora il copertone nuovo. E le chiedo, toccando un tema a lei caro, avessimo ottenuto qui in Veneto l'autonomia, come sarebbe stata gestita la partita? Cioè la pallina, ad esempio, disinfettata e tutte queste cose, non ci sarebbero stati questi problemi. Guardate, l'autonomia è un'assunzione di responsabilità, lo diceva Giorgio Napolitano, per cui cito una persona che non è che cito qualcuno che magari mi è vicino politicamente, e lo diceva da capo dello Stato, è una vera assunzione di responsabilità. Allora finiamo di vedere l'autonomia come un elemento di rottura, però è pur vero che in autonomia si riesce a fare molte cose. Ovvio che tu non puoi dare l'autonomia a chi non è neanche in grado di avere un professionista che ti certifica un percorso sanitario, ma questa regione l'ha dimostrato, insomma abbiamo il fior dei professionisti, saremmo stati in grado comunque di affrontare questa partita. Cioè, ma non lo dico per presunzione, io sono l'ultimo di tutto il convoglio, abbiamo professionisti di altissimo livello, di fama internazionale, abbiamo una rete ospedaliera che ci invidiano tutti, una rete territoriale idem, siamo performanti con tutti i parametri, pensate il LEA a livello nazionale. Io dico, ma perché dobbiamo ancora dipendere da qualcuno? Mi fermo qui, cioè io vi ho detto, non voglio parlare di autonomia, anche se c'è qualcuno poi che fa i video, no? E con 1479 morti c'è ancora qualcuno che ha coraggio di fare i video per dire Zaia si è dimenticato dell'autonomia. No, forse dite si è dimenticato dove te vivi, questa è la soluzione. Per cui finirà sta partita e parleremo di autonomia. Ma avremmo, scusi, non conosco bene i tecnicismi, avremmo avuto comunque queste tensioni con il governo, diciamo, per le ordinanze, tutto quello che stiamo vivendo, altre problematiche, tipo il reperimento dei presidi di sicurezza personali con l'ordinanza nazionale della protezione civile, insomma tutti questi cavilli che hanno un po' rallentato il sistema. Ma no, guardate, io non ho mai fatto polemiche, dico tutto quello che ci hanno dato, grazie per tutto. Noi abbiamo portato a casa 200 ventilatori, poi ce ne siamo anche comprati. Ovvio è che in tutti i modelli, diciamo, federali, dove c'è l'autonomia reale, pensate agli Stati Uniti piuttosto che la Germania. La Germania è un esempio che potrebbe essere assimilato al nostro, no? I Länder tedeschi sono le regioni, il Veneto è come la Baviera, ma lo è anche dal punto di vista di rating, di qualità imprenditoriale. Nel momento in cui c'è un'emergenza di carattere nazionale, lo Stato federale, cioè lo Stato centrale, governa il processo. È previsto, no? Cioè ci sono dei momenti nei quali bisogna fare squadra, perché è anche vero che il virus non si ferma ai confini della mia regione, interessa anche gli altri, e quindi è giusto che ci sia una regia nazionale, ma che si dica da qui a dire che non serve più la sanità nelle regioni passa molto. Cioè, qualcuno ha il dubbio che noi non saremmo stati in grado di comprarsi dispositivi o quant'altro. No, cioè, andavamo e alla fine portavamo a casa qualcosa, come abbiamo fatto. Vi ricordo solo che noi in piena emergenza siamo andati a comprarci una macchina per far tamponi americana che abbiamo intercettato in Olanda. Più autonomia di questa? Siamo gli unici in Italia a avere una macchina che fa 9.000 tamponi da sola al giorno. Per cui, però dico, ok, funziona così, ma che non si dica però che la sanità va tolta, perché questa emergenza ha dimostrato che non serve dare alle regioni, perché è un'eresia. Signori, grazie. Buon primo maggio. Grazie ragazzi, buon primo maggio a tutti. Ricordo, niente costicine, niente, sì, assembramenti, uno se le fa sul giardino, sul terrazzo di casa da solo, con la famiglia le può fare. Grazie a voi, ci vediamo domani. Eccoci tornati in studio dopo questa consueta
diretta con Luca Zaia, guardavo l'ora, insomma circa un'ora, quindi siamo nella media insomma degli appuntamenti con Zaia, che ha parlato di turismo, ha parlato di queste macchine che verranno acquistate per aumentare e di molto il numero di tamponi da effettuare. Dice Zaia, per settembre il piano prevede addirittura di arrivare a 30.000 tamponi al giorno con nuove macchine in via di acquisto, anche a Vicenza per esempio, a Padova c'è già, a Verona c'è già, e quindi insomma un grande numero di tamponi. Dice anche Zaia, però attenzione, perché se poi facciamo aprire prima regioni che sembra abbiano meno contagi, quando in realtà è perché fanno anche meno tamponi, attenzione, dobbiamo avere una proporzione corretta tra il numero di tamponi eseguiti e i casi positivi registrati. Quindi questi due temi, il tema del turismo e poi insomma qualche altro dettaglio, molti dettagli arrivati dalle domande. Noi ci fermiamo, abbiamo insomma seguito in diretta Zaia, ma rimarremo con voi naturalmente tutto il pomeriggio per arrivare poi al consueto appuntamento con i nostri notiziari. A fra poco.